Bentrovati per la nostra rassegna stampa, le principali notizie che troviamo sui quotidiani nazionali e non solo. Oggi due macro argomenti, uno che riguarda la situazione internazionale, quella per intenderci che caratterizza soprattutto gli Stati Uniti nel rapporto con il Venezuela e con la Russia, perché sono state bloccate due petroliere, una proprio della Russia per l'embargo del petrolio al Venezuela, l'altra con la Danimarca perché c'è la Groenlandia che è terra contesa e che gli americani vorrebbero addirittura comprare. Questa è l'idea che arriva dal segretario di Stato. L'altra notizia invece che tiene banco sui quotidiani nazionali è legata alla rabbia e alla voglia di giustizia da parte dei genitori, dei familiari, dei ragazzi che sono morti nel tragico rogo di Crans Montana a Capodanno. Andiamo sul Corriere della Sera, perché troviamo questo titolo. In molti, vedrete, titolano con situazioni legate a una vera e propria battaglia navale, perché così sembra quella che sta succedendo nel mondo, da una parte e dall'altra. Ma andiamo con ordine. Trump che sfida Putin sul petrolio, perché gli USA sequestra una nave cisterna russa nell'Atlantico. L'ira di Mosca, l'azione, secondo la nazione dell'est europeo, è illegittima. Blitz anche nei Caraibi su un cargo legato al Venezuela. Intanto c'è la situazione ucraina, perché da parte dell'Europa è arrivata la notizia di delle forze multinazionali che andranno, una volta arrivati alla pace. La pressione di Zelensky è questa, per le garanzie di sicurezza. Poi andiamo su quello che vi dicevo, l'addio ai ragazzi della strage di Capodanno, i nostri angeli, i funerali, le parole, le lacrime di genitori e compagni per questa che è stata veramente una tragedia per questi ragazzi. Andando a vedere le pagine interne del Corriere della Sera, andiamo ad analizzare un po' meglio quello che sta succedendo, sia sotto l'aspetto della situazione legata alla Venezuela e all'Atlantico, sia per quanto riguarda la Groenlandia. Questo ad esempio è la pagina interna legata a Washington e all'attacco in Sud America, il sequestro delle due petroliere, l'ira di Mosca, un'azione illegale, una delle navi batteva bandiera russa, Rubio che è il segretario di Stato, prenderemo il petrolio, piano in 3 fasi per il Venezuela. Ricordiamo che tutto è partito con la cattura di Maduro da parte degli Stati Uniti, una cattura che gli Stati Uniti hanno giustificato sulla base di ciò che Maduro sta facendo nella sua nazione in Venezuela, ma che chiaramente qualcuno dice nasconde anche gli obiettivi legati appunto al petrolio. Questa è una grafica che riassume un po' quello che è successo negli ultimi giorni, mentre vi faccio vedere anche la situazione legata alla Groenlandia. Perché la Groenlandia è così importante? Perché gli Stati Uniti stanno pensando di parlare addirittura con la Danimarca, ricordiamo la Groenlandia appartiene alla Danimarca, per comprare questo territorio, un'isola enorme, vastissima, vicino al Polo Nord, che ha tante riserve. Lo guardiamo anche da questo articolo interno del Corriere della Sera. Gas e minerali, quanto vale l'isola? Stimato un prezzo, pensate, di 2.760 miliardi, ovviamente una stima fatta da nessuno in questo momento, cioè fatta dagli esperti, perché la Danimarca non è d'accordo nel vendere la Groenlandia agli Stati Uniti. Sarebbe il 9% del PIL degli Stati Uniti e il 7% del suo debito pubblico, una cifra che tiene conto anche del ruolo della rotta artica che si aprirà con lo scioglimento dei ghiacci. Questa rotta artica che ovviamente porta, lo vedete qua c'è la Groenlandia, porta chiaramente nella parte nord del mondo ad andare o verso la parte appunto settentrionale della Russia oppure verso la parte settentrionale o ovest degli Stati Uniti, oltrepassando il Canada. Ecco perché è così importante questa terra, questa isola, questa enorme isola al largo appunto delle coste canadesi e che si affaccia verso il Mar Glaciale Artico. Torniamo ai vari titoli per portare
riportarvi su Repubblica perché Repubblica parla proprio di battaglia navale. Per il petrolio, gli Stati Uniti a caccia della flotta fantasma russa, questo è il titolo, abbordata intanto la marinera, l'ira di Mosca, il greggio venezuelano, la lite con la Cina e la Casa Bianca sulla Groenlandia. Trump sta discutendo l'acquisto. Presso l'incontro tra Rubio e il governo danese. Questo è quello che leggiamo su Repubblica. Dall'altro lato c'è appunto la disperazione, la folla per l'addio ai ragazzi di Kran. Un padre: abbiamo sete di verità, giustamente. Le chiese gremite, i gigli e le rose a Milano, a Bologna, a Roma e in Svizzera. È il giorno dell'addio ai ragazzi morti nel rogo di Kran Montanà e il padre di Chiara Costanzo, che chiede appunto giustizia, come chiedono tutti i familiari di questi ragazzi che sono morti in questo tragico rogo. Ci sono altri titoli che riguardano ciò di cui abbiamo parlato in apertura della nostra rassegna stampa, cioè la situazione internazionale con gli Stati Uniti, che sono protagonisti praticamente dappertutto, nelle trattative di pace fra Ucraina e Russia, lo sono stati nelle trattative di pace in Medio Oriente, che adesso invece scatenano delle guerre che non sono delle vere e proprie guerre, ma sono delle guerre economiche, se così vogliamo dire. E allora il riformista titola proprio in questo modo: la petroguerra, sequestrata dagli Stati Uniti una petroliera russa nell'Atlantico, Mosca si indigna, ira di Pechino sulle risorse venezuelane, e c'è anche il commento: il petrolio che risveglia antichi dissapori e che comunque è ancora importante per le varie fonti energetiche. Tanto è vero che il manifesto titola in questo modo, è un po' un titolo che richiama ai rifornimenti, ma che in questo caso rende un po' l'idea di quello che sta succedendo nell'Atlantico e da parte degli Stati Uniti. Il titolo del manifesto è questo, lo vediamo subito, ed è Self-Service. Gli Stati Uniti non si fermano. Dopo il blitz a Caracas, il blitz in cui è stato catturato Maduro, ricordiamo, ordina al Venezuela di fornire 50 milioni di barili di petrolio e di rompere con Russia, Cina, Iran e Cuba. Poi sequestra una petroliera russa nel Nord Atlantico e un'altra nei Caraibi. Chiaramente c'è una spiegazione, cioè l'embargo del petrolio per quanto riguarda il Venezuela. A questo si sono attaccati gli Stati Uniti per le operazioni che hanno compiuto. Di che cosa si tratta in sintesi? L'abbiamo visto su Repubblica, lo troviamo nuovamente sull'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. È una vera e propria battaglia navale. Dicevamo, non è una guerra in questo momento in tutti i sensi, ma possiamo definirla tale, una battaglia con il blitz degli Stati Uniti, lo vediamo appunto da Avvenire, nel Nord Atlantico per sequestrare una petroliera russa e riaffermare l'embargo. Trump: dal Venezuela avremo greggio per 3 miliardi e siamo pronti, dice, a comprare la Groenlandia. Dura reazione di Mosca, l'azione americana e dalla Cina per la sovranità di Caracas sulle risorse. Insomma, tutta la situazione riassunta in questi titoli che vi abbiamo dato, in questa guerra scatenata dal petrolio, battaglia se così volete chiamarla, ovviamente, perché una vera e propria guerra non è, con gli Stati Uniti coinvolti, il Venezuela e in questo caso anche la Russia. Andiamo poi a vedere altri titoli che riguardano invece nuovamente quello che è successo in Svizzera, perché a parte il cordoglio, a parte la rabbia, la tristezza sconfinata da parte dei genitori che hanno perso dei figli, ricordiamoci anche la sete di giustizia. E allora sul Messaggero si dà spazio ancora alla vita di questi ragazzi, spezzata in questa tragica notte, strage di Kran. L'ultimo saluto al giovane romano. Ricordiamo che i funerali si sono svolti ovviamente nelle città di nascita di questi ragazzi che sono morti in Svizzera. Addio Riccardo, stavi diventando bellissimo. Questo il titolo che troviamo sul Messaggero. Ma ce ne sono altri, come quello del Giornale, ad esempio, che titola così: Figli d'Italia,
l'addio straziante ai ragazzi morti a Crans-Montana, polemiche in Svizzera, i due gestori andavano arrestati. In un pomeriggio di gelo intenso e dolore sconfinato, questo è un altro tema, quello del freddo, tanto freddo soprattutto nel nord Europa, l'Italia ha abbracciato per l'ultima volta la meglio gioventù, portatale via a Capodanno nella strage del pub di Crans-Montana. Ma vi dicevo, c'è una questione legata proprio a quelle che sono le indagini, a quella che è l'inchiesta che poi segue e è seguita a tutto ciò che è successo in Svizzera, in questo pub, e soprattutto la figura dei gestori che hanno affidato il pub in questa serata ai ragazzi. Allora Libero torna proprio su questo argomento andando a scandagliare quello che può essere successo in quella sera, e il titolo è accompagnato da una foto. È scappata con la cassa, rogo a Crans, tutte le accuse alla titolare, siamo vivi ma è una catastrofe. Sono passate circa 24 ore, racconta il quotidiano Libero, le 24 ore più frenetiche, strazianti e dolorose che Crans-Montana abbia mai vissuto, quando Jacques e Jessica Moretti mandano questo messaggio a un loro amico. Il Constellation, il locale, è appena andato a fuoco nel paesino arroccato sulle Alpi vallesi, risuonano ancora le sirene, a quelle dei pompieri si sono aggiunte le ambulanze. Questo è un tema, ovviamente quello dell'inchiesta e delle indagini, che diventa fondamentale per quanto riguarda il futuro, perché chiaramente adesso si cerca la giustizia. Dopo i funerali, dopo il cordoglio, arriva chiaramente anche, e deve arrivare inevitabilmente, la resa dei conti su ciò che realmente è successo in quella drammatica notte. Vi faccio vedere ancora, riguardo a questo argomento, quello che troviamo invece sulla Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, oltre appunto a Trump che sequestra le petroliere e comprerò la Groenlandia, ne abbiamo già parlato, si fa riferimento soprattutto al dolore delle madri. È l'ora della preghiera e del ricordo dei ragazzi morti, è il giorno dei funerali e chiaramente lo strazio delle famiglie. Andrea, il papà di Chiara, che dice: vorrei parlare con Meloni ed essere rassicurato che non ci siano omissioni, e questa appunto la richiesta dei familiari. Noi adesso ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo con la seconda parte della rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali e poi una parte per lo sport. A fra poco. Di nuovo in studio per la seconda parte della nostra rassegna stampa, vi abbiamo detto in precedenza, dedicata ai quotidiani locali. Noi partiamo dal nostro sito siciliaweb.it con le notizie aggiornate che riguardano questa, ad esempio, piazza di spaccio al centro di Catania con 8 ordinanze, il gruppo che gestiva la droga a San Berillo. Tutte le notizie poi le troveremo anche nei nostri telegiornali, ma c'è anche un approfondimento ad esempio sul Gran Freddo che ha colpito, come vedete anche dall'immagine, tutta l'Europa settentrionale, ma che si è inserito sia sui Balcani, sui territori dei Balcani, ma anche sulla nostra penisola, con il gran freddo, la pioggia, soprattutto al nord Italia, ma le temperature che sono scese anche in Sicilia, e di conseguenza arriva anche l'influenza. Non è per questo ovviamente, ma questa variante K sta mietendo tante vittime nel senso di persone che vengono colpite appunto da questa influenza e sono costrette a letto, colpite dall'influenza più di 400 siciliani in attesa soprattutto negli ospedali, e c'è una situazione critica sotto questo punto di vista, situazione che viene affrontata proprio dai quotidiani cartacei, partendo dalla Sicilia, che vedete fa questo titolo: influenza, il picco in Sicilia, con i pronto soccorso che scoppiano, è colpa di chi non si vaccina, dice la
regione. Chiaramente tante persone si sono ritrovate in queste feste fra Capodanno e Natale e chiaramente i contagi sono diventati all'ordine del giorno. Ma andando nuovamente sui quotidiani, il titolo di apertura ad esempio della Gazzetta del Sud è ancora dedicato a questo argomento, è proprio l'apertura del quotidiano messinese con gli ospedali siciliani nel caos, centinaia di persone in fila nei pronto soccorso, anche se a Messina, si legge sempre su Gazzetta del Sud, la situazione sembra quella meno critica, ma chiaramente quotidiano regionale che va ad affrontare la situazione nel suo complesso, che è invece molto difficile per quanto riguarda la nostra regione. L'assessorato regionale alla salute dice incidenza alta anche per la scarsa adesione dei cittadini alla campagna vaccinale. Ritroveremo questo argomento. Intanto vi faccio vedere su Repubblica Palermo la situazione legata ai pronto soccorso, perché è, l'abbiamo detto da tempo, quella dell'organizzazione degli ospedali una difficoltà siciliana, tant'è vero che i sindacati poi richiamano l'attenzione su questo e quando ci sono dei picchi di presenze soprattutto nei pronto soccorso come avviene in questo momento le difficoltà emergono ancora più evidenti. Allora questo è il titolo che troviamo sulla pagina interna di Repubblica Palermo, influenza, ecco il picco, pronto soccorso in tilt e posti letto esauriti. In alcuni ospedali si sfiora di 3 volte il numero massimo di utenti, pensate, i sindacati, ecco qua l'intervento da parte dei sindacati del personale ospedaliero, scarsa programmazione e rete sanitaria fatta male. L'accusa di chi sta in trincea, medici di famiglia e cliniche private latitanti per le feste. Insomma, è una situazione che chiaramente riguarda da vicino l'influenza, ma che a cascata va a toccare anche quella che è l'organizzazione sanitaria della nostra regione. A proposito però, ci sono anche i vaccini chiaramente che, stando a quello che dicono dalla regione, non molti siciliani hanno fatto ed ecco anche una delle cause di questa esplosione del virus, soprattutto della variante K. Influenza, il picco scatena il caos. La regione addita i non vaccinati, effetto variante K, i pronto soccorso siciliani al collasso fino a 400 pazienti in attesa. Il quadro sotto le feste, 2.700 contagi fino al 350% il sovraffollamento in corsia. I rischi a causa anche della superficialità, casi in aumento a giorni, appunto questo dice ancora il sindacato. E per chiudere anche il Giornale di Sicilia ha un titolo proprio sul boom influenza, questo è il titolo del quotidiano palermitano, con gli ospedali assediati e con le riunioni natalizie e le basse vaccinazioni che hanno favorito la diffusione, ma resta il dato dei pronto soccorso in affanno. Anche per il Giornale di Sicilia, questa è la notizia d'apertura, come abbiamo visto sulla Gazzetta del Sud. Ci sono altre notizie ovviamente legate alla nostra regione, soprattutto quelle sull'Etna e quelle sullo Zen. Per quanto riguarda l'Etna, chiaramente sapete la situazione dell'eruzione, ma anche dei tanti curiosi che vogliono assistere, ma anche la situazione delle guide che sono in sciopero perché non possono garantire per i tanti divieti la visita al vulcano che è patrimonio dell'UNESCO. E allora sulla Sicilia si fa una similitudine con quello che succede in nazioni in cui i vulcani hanno un impatto sulla vita pubblica, per esempio l'Islanda, per cui prime multe, la lava si ferma e questo è un dato che potrebbe favorire il ritorno anche dei turisti ad alta quota, escursioni modello Islanda, stretta sui controlli, guide in sciopero. Se andiamo anche nelle pagine interne della Sicilia troviamo
proprio questa notizia legata all'Etna, il modello islandese, cioè dei punti di osservazione che possono essere a disposizione di tutti. Troviamo appunto questo titolo nelle pagine interne della Sicilia: accesso al vulcano con il vertice al parco dell'Etna dopo il blitz, intanto identificati 21 escursionisti, via alle multe. Il blitz era stato del corpo forestale. Intanto però arrivano le notizie che avete sentito anche nel nostro telegiornale da parte degli NGV, con il fronte lavico fermo e in raffreddamento. Il fronte della colata è fermo a quota 1360 metri ed è appunto in raffreddamento, così come tutta la porzione a monte del campo lavico. L'altra notizia è invece legata allo Zen, dopo l'escalation di violenza anche nei confronti del parroco, dopo la solidarietà di Schifani del giorno dell'Epifania, dopo le parole molto dure dell'arcivescovo di Palermo, sempre nella serata, in questo caso dell'Epifania, e anche delle azioni delle associazioni in sit-in per chiedere maggiore sicurezza. Però Repubblica Palermo va ad aprire un altro scenario che dice esattamente questo, lo troviamo nel titolo: Zen, l'immobiliare della mafia. Un alloggio su 4 in mano a Cosa Nostra, come funzionano le assegnazioni agli abusivi fra gli occupanti senza titolo, il killer Maranzano e un indagato per la strage di Monreale. Questo è ciò che succede a Palermo, dove abbiamo anche quest'altra notizia del bimbo abusato e minacciato, con 2 minorenni agli arresti. La denuncia di un bambino di 11 anni ha fatto scattare 2 ordinanze di custodia cautelare al Malaspina. Sono finiti 2 ragazzi di 14 e 16 anni, sarebbero responsabili di ripetute violenze sessuali anche di gruppo. Andiamo sulle pagine interne per vedere proprio la situazione dello Zen. Dicevamo di questo risvolto trovato e individuato da Repubblica Palermo. Allo Zen l'ufficio casa gestito da Cosa Nostra, 15.000 euro d'alloggio, un'abitazione su 4 in mano alla criminalità organizzata, killer e parenti dei boss tra gli oltre 500 abusivi dei padiglioni. Ma resta chiaramente la situazione del quartiere. Che cosa fare per questo quartiere? Ne parla anche il sindaco di Palermo, ed è un piano per salvare lo Zen. Anche in questo caso siamo su Repubblica Palermo. Serve responsabilità, dice la Galla, dai 10 milioni per il Baglio Mercadante al rifacimento della piazza e delle strade entrano nel vivo gli investimenti. L'appello delle associazioni che si dicono stanche delle promesse. Purtroppo non è una novità qui da noi in Sicilia. Andiamo sulla pagina di Catania della Sicilia per farvi vedere invece il titolo di apertura su un traffico illecito di rifiuti con 25 imputati, il patteggiamento per l'ex direttore SRR. Un impianto alla zona industriale avrebbe trattato immondizia che non doveva, e questo troviamo sulla prima pagina della Sicilia nel tomo di Catania. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a parlare di sport e parliamo prima della situazione legata a una squadra di pallacanestro siciliana. Ne abbiamo parlato tanto a partire dai telegiornali della serata del 6 con la Shark di Trapani, che si è presentata in Champions in Europa con soli 5 giocatori, di cui 2 under. Se ne parla su Repubblica Palermo, con il tribunale della FIP che rinvia la decisione legata al futuro di Trapani, che sembra però appeso a un filo nonostante le parole e le critiche da parte di Antonini alla federazione. La società Granata, Antonini che è presidente della Shark come del Trapani Calcio, la società Granata ha ricusato il collegio giudicante. La decisione finale potrebbe essere presa entro domani ed è giustamente un danno d'immagine per tutta la Sicilia. Consideriamo che questa squadra l'anno scorso ha lottato fino alla fine
per tentare di conquistare lo scudetto nella pallacanestro. Questa invece è la pagina della Sicilia del calcio, con l'effetto Massimino, perché il Catania non funziona sempre bene in trasferta, ma in casa sì, e attende la Cavese. Il fortino del Catania rimane un'arma in più. I rossazzurri di Toscana a caccia della 10ª vittoria casalinga su 11 e di mantenere, fra parentesi, anche la porta inviolata, come è successo per tutto il girone di andata. Chiudiamo invece con le notizie di calcio nazionale, perché ieri c'è stato, ieri e l'altro ieri anche, il turno infrasettimanale si chiude nella giornata di oggi. Le due notizie principali sono, lo troviamo sulla Gazzetta dello Sport, la vittoria dell'Inter in casa del Parma, che consente ai nerazzurri di allungare in classifica sul Napoli, fermato invece dal Verona in casa, e domenica c'è proprio lo scontro diretto fra Inter e Napoli a San Siro. A proposito, il Milan attende a San Siro il Genoa e potrebbe continuare a lanciarsi all'inseguimento dell'Inter, in questo momento capolista. Con lo sport è tutto per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.